È un grande piacere dare il benvenuto ad Alessandro Aronadio e a Michela e Mattia Piccoli. Veniamo qua in centro così per la gioia dei fotografi. Benvenuti, è davvero un piacere avervi con noi questa sera a Cinema Zero per la presentazione di Per Te. Dovete sapere che qualche settimana fa abbiamo avuto un grande onore come Cinema Zero, quello di essere insigniti del premio Carlo Rizzani come cinema più coraggioso d'Italia. Abbiamo anche fatto un momento appunto di condivisione con il nostro pubblico, perché è un premio, diciamo, che non è nostro ma è di Cinema Zero, del suo pubblico. E nel riceverlo ci siamo anche sentiti investiti di una grande responsabilità, perché insomma essere definiti coraggiosi, poi insomma facciamo un lavoro che facciamo, ci impegniamo a difendere la cultura, a promuovere il cinema, e quindi insomma la parola coraggio per noi ha un grande significato. E ci siamo chiesti quale film sarebbe stato un po' nella stagione che stava per iniziare, forse il film in qualche maniera più legato a questa parola, a questo valore. Credo che Per Te sia proprio questo film, per il coraggio vostro, di Michela, di Mattia e di Paolo, e per il coraggio di Alessandro, per aver saputo affrontare questa storia e aver avuto il coraggio di metterla in scena. Quindi partirei proprio da questo, dal coraggio e da come hai affrontato, insomma, questa che credo sia stata una grande sfida. Sì, buonasera. Sì, coraggio o incoscienza, non si sa, il limite è sempre sottile. Il coraggio e l'incoscienza è stato perché fin dall'inizio, perché quando i produttori mi hanno portato questa storia vera di Paolo Piccoli, di Michela, di Mattia e del piccolo Andrea, mi hanno detto, io venivo da un film che si chiama Era Ora, sempre con il protagonista Edoardo Leo, che univa un pochino la commedia e il dramma. Mi hanno detto: riesci a fare la stessa cosa? Ho detto: ma da una storia così sull'Alzheimer precoce, cioè, provare a unire il dramma e la commedia mi sembra un po' complicato, però allo stesso tempo ho pensato che era l'unico modo, secondo me, di rispettare questa storia, cioè non farla diventare qualcosa di ricattatorio, di pietistico, di non guardare dal buco della serratura il dolore di una famiglia, provare a farla diventare qualcosa che fosse il più universale possibile, e allo stesso tempo che non si piangesse addosso, perché la grande lezione di Michela che ha dato ai suoi figli fin dall'inizio è stata non piangersi addosso, rimboccarsi le maniche e ogni tanto utilizzare il sorriso come cura, come forma di incoraggiamento. E tutti noi credo che abbiamo sperimentato luoghi di dolore dove, che ne so, ospedali o funerali, dove improvvisamente, sorprendentemente emerge un sorriso all'improvviso, una risata, una battuta, e quella cosa lì è veramente salvifica, e questo film cerca di essere questa cosa qua, il sorriso anche in un momento più complicato, quindi unire in qualche modo la tragedia e la commedia. Ho cercato di tirare un filo tipo equilibrista e di fare camminare i miei personaggi un po' tra queste due cose. Come avete lavorato con Michela, con Mattia? Nel senso, si potrebbe pensare, verrebbe magari logico pensare che vi siate trovati fin dall'inizio, nel senso che ti sei confrontato con loro poi per costruire, diciamo, i personaggi che hanno poi interpretato i loro ruoli. Come si è svolto proprio il processo creativo di costruzione anche di questo bellissimo filo di cui ci raccontavi? Sì, normalmente si fa così, con le storie ispirate a storie vere o tratte da storie vere si fa così, si incontra, ci si parla, si intervista, si passa il tempo insieme, e sapevo che questa cosa qua mi avrebbe sicuramente influenzato rispetto all'entrare troppo nella quotidianità e nelle dinamiche reali della loro storia. Io quello che ho detto spesso è che io ho cercato di tradire la realtà della storia per invece rispettarne la verità. Quindi perché c'è una verità in questa storia che è universale,
perché tutti abbiamo paura di dimenticare, tutti rischiamo di dimenticare, tutti rischiamo di non condividere memoria. Questo volevo fin dall'inizio che non fosse un film sulla malattia, volevo che fosse un film sulla memoria. E soprattutto in un'epoca come questa in cui sembra che il mondo stia perdendo la memoria, tutti insomma, rischiano di commettere gli stessi errori già commessi, mi sembrava un tema molto importante. Quindi ho chiesto a Michela fiducia, l'incoscienza è stata condivisa, perché anche da parte sua c'è stata incoscienza. L'ho detto, dammi la libertà di scrivere la mia versione della storia, e questo mi ha costretto me, come tutti credo, che siamo sempre un po' troppo proiettati sul futuro, su quello che abbiamo davanti, su quello che dobbiamo fare domani, sui nostri progetti, mi ha costretto inevitabilmente, dovendo scrivere la storia su un uomo che sta perdendo la memoria progressivamente, a guardarmi indietro anche io stesso, a guardare da dove provengo, i miei ricordi, e alla fine quello che è venuto fuori è stato una mescolanza dei ricordi miei e dei ricordi della famiglia Piccoli. Quello che si trova nel film alla fine è un mix di queste due cose, tanto che non so più quali sono i miei, quali sono i loro, però è un racconto sulla trasmissione di ricordi, sull'importanza della memoria. E dopo ho chiesto a Michela, tu leggerai la sceneggiatura, se ti senti rappresentata mi permetterai di utilizzare i vostri nomi, altrimenti no. Michela l'ha letta e alla fine i protagonisti si chiamano Michela, Paolo e Mattia. Michela, tu sei stata appunto chiamata in causa e hai fatto questo grande atto di coraggio, perché dare fiducia credo che insomma richieda una grande dose di coraggio. Quindi, se capisco bene, hai lasciato libertà ad Alessandro di creare, almeno all'inizio della storia, però poi quando avete visto insieme a Mattia poi quello che era l'esito insomma di questo grande lavoro, come l'avete accolto, come vi siete sentiti insomma rispetto a questo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi, e ci fa molto piacere. E noi abbiamo visto assieme a 1000 persone più o meno al Festival di Roma, quindi volente o nolente quello era il pubblico ed era la possibilità di vedere il film. E abbiamo, sì, logicamente avevo letto la sceneggiatura e quant'altro, e quindi tante cose già le sapevo. È un film, come ci ha già spiegato Alessandro, che ci fa anche strappare qualche sorriso, ed è quello che io volevo, perché la vita è già tanto dura. Il clima che sappiamo tutti mondiale ci rende già la vita difficile, quindi abbiamo bisogno anche un attimino di tirar fuori qualche sorriso, seppur a denti stretti. Quindi non era necessario venire al cinema e passare 2 ore e tagliarsi le vene per lungo. Quindi c'era bisogno un attimino un po' di svagare la mente, quindi ho accolto questo film, già avevo letto, ripeto, la sceneggiatura, però poi dal leggere poi a vederlo è un'altra cosa. L'ho apprezzato, ovviamente spero che voi facciate la stessa cosa, ci ha emozionati perché sappiamo insomma di cosa si parla, racconta il momento in cui nella nostra famiglia capita la diagnosi, e ci ha veramente lasciati comunque contenti, perché contenti, sapete cosa intendo, non contenti della storia, perché insomma la storia l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo, però rispecchia quello che volevamo che venisse trasmesso, quello che vogliamo che possa andare al di là delle parole che sono scritte in un libro da cui è ispirato questo film, che vogliamo che possa essere di supporto e aiuto alle altre persone che si trovano nella nostra stessa situazione, che possa essere uno strumento che possa aiutare veramente ed essere di supporto a tutti quelli che possono avere la necessità di guardare e di dire forse se ce l'hanno fatta loro possiamo farcela anche noi in qualche modo. Questo è il nostro grande desiderio ed era il desiderio di Paolo, per cui noi siamo qui oggi.
Tra l'altro anche Mattia, insomma, anche a te ovviamente va un grande grazie, insomma, per aver condiviso con noi questa storia. Tu poi sei stato anche, hai incontrato il presidente Mattarella, sei stato insignito, non so se vuoi dirci anche qualcosa, immagino, dell'emozione anche di quella giornata, insomma, in cui sei stato nominato cavaliere, alfiere, scusa, proprio per il tuo impegno, per il tuo coraggio. Sì, nel 2021 sono stato insignito dal presidente Mattarella dell'attestato di Alfiere della Repubblica e inizialmente quando mi è stato comunicato non ho avuto nessuna reazione perché non sapevo neanche cosa fosse. Però ovviamente poi quando l'ho saputo un ragazzino di 11 anni si è messo a fare i salti di gioia un po'. E andare al Quirinale è stata un'emozione grandissima e basta, tutto qui. Ti chiedo ancora una cosa, Alessandro, tu hai giustamente sottolineato, anche hai anticipato, insomma, questa sfida, no? Creare questo filo in equilibrio tra dramma e commedia, quindi sfruttando l'ironia, che è un po' anche una cifra del tuo cinema. E hai citato Edoardo Leo, che insomma, per il quale credo sia stato appunto molto, molto impegnativo anche calarsi in questo personaggio. Edoardo Leo, con cui tu avevi già lavorato in Era Ora e anche precedentemente, e che tu in qualche modo in realtà poi sempre prendi e porti in una strada diversa, no? Nel senso un po' lontano magari dai ruoli in cui ci è capitato di vedere Edoardo Leo, anche recentemente, penso a Follemente, insomma a moltissimi altri film in cui ha lavorato. Com'è stato lavorare con lui? Come avete costruito, no? Anche alla luce di quello che ci raccontavi, il Paolo che vediamo sul grande schermo? Sì, perché prima di questo film io avevo fatto fare un film che si chiama Io c'è, in cui si inventava una religione per non pagare le tasse. Poi una che si chiama Era Ora, in cui saltava di anno in anno. E mi ricordo quando preparavamo questo film qui, a un certo punto lui era al telefono con sua madre, e ha detto: che stai facendo? Sto preparando il film di Ronadìo. E lei ha detto: quello che fa i film strani. E in realtà è una buona definizione, in realtà, perché sì, Edoardo lo prendo e lo porto in territori un po' diversi dai suoi soliti, ma lui è felicissimo ovviamente di essere portato, e in questo in particolare la scommessa era ancora più pericolosa, era ancora più difficile, sia perché raccontavamo una storia di persone realmente tra di noi, realmente esistenti, sia perché raccontavamo una storia drammatica e perché la volevamo raccontare anche in maniera non pietistica, non ricattatoria. Però Edoardo ha sposato fin da subito questo progetto, tanto che ha deciso anche di coprodurre il film, ed è arrivato con una umiltà a preparare questo film, che sembrava quasi un esordiente, non uno che aveva 30 anni di carriera alle spalle. Cioè è venuto da me con una disponibilità, un senso di tabula rasa, di mettersi veramente nelle mie mani, che è stato anche sorprendente, se vuoi, da parte mia, nonostante avessimo già fatto 2 film insieme. Abbiamo costruito questo ruolo in tutti gli aspetti, sia nel sottile confine, sia nella costruzione anche fisica di questo personaggio, che comunque ha anche delle ripercussioni insomma, evidenti di questa malattia, ma è stato veramente un lavoro fatto passo a passo, in cui lui si è totalmente affidato. Questo è stato sicuramente una grande prova di fiducia. C'è stata grande fiducia in questo film, devo dire, diffusa, non so poi, però quindi sono veramente grato a quello che ha fatto Edoardo, e il lavoro che ha fatto è stato veramente splendido. Poi lo giudicherete, ma insomma lo posso dire perché non l'ho fatto io, quindi l'ho fatto lui. Veramente è stato straordinario. Grazie. Noi adesso
Abbiamo già detto tante cose, forse speriamo non troppe, insomma, prima di vedere il film, insomma, adesso è giusto appunto che a parlare siano le immagini, il grande schermo. Prima però permettetemi di ringraziare anche Piper Film, che porta in giro questo film. Qui con noi c'è Nicola Pietrolungo, lì nascosto, ma insomma un applauso anche per lui, per Piper Film. Insomma, i bei film arrivano in sala perché ci sono degli autori, perché ci sono delle storie, ma anche perché ci sono delle distribuzioni, perché c'è del pubblico, insomma, perché c'è un grande sistema, insomma, del cinema, della sua magia, che ci fa sempre piacere ricordare. E visto che poi il viaggio del film continua, tu adesso sei qui con noi questa sera, noi appunto adesso andremo a Concordia, nel vostro paese, a incontrare il pubblico. Lì c'è un'altra sala piena, insomma, che ci aspetta, e naturalmente appunto il film continuerà a essere in programmazione Cinema Zero e tu farai una serie di altre tappe. Allora noi, come facciamo di tradizione con i nostri ospiti, vogliamo darvi così il nostro benvenuto simbolico, le distribuisco perché sono nominative. Questa è di Mattia e a te do anche quella di Paolo. Grazie. E vi lasciamo la nostra borsa, le nostre borse, una mano a farle passare. Grazie. Che così simbolicamente, insomma. Ti lascio anche quella di Paolo. Grazie. Ecco, la vita è un film, è il nostro slogan, che forse credo è anche un po' il grande messaggio che ci regalate questa sera. Grazie ancora, buona visione a tutti voi. Grazie, buona visione.